Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questa mattina. I carabinieri hanno arrestato 7 persone che avevano formato una gang con a capo un quindicenne parente di un boss mafioso catanese. I giovani per mesi avrebbero creato disordini per estorcere ingressi e consumazioni gratuiti in una discoteca di Catania. Beni per circa €1 milione sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania a Orazio Buda, presunto appartenente al clan Cappello di Cosa Nostra Etnea. I carabinieri di Cefalù hanno arrestato Giada Quattrocchi, 45 anni, di Campofelice di Roccella. La donna, moglie del boss di Campofelice Pino Rizzo, è accusata di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Una vasta operazione antidroga coordinata dalla DDA di Caltanissetta ha portato all'arresto di 10 persone accusate di essere i gestori del mercato degli stupefacenti nel comune di Riesi. Infine la polizia di Catania ha arrestato un 45enne per spaccio. L'uomo è stato trovato in possesso di 6 kg di marijuana e di 160 grammi di cocaina recuperati all'interno dei suoi appartamenti nel rione di San Berillo Nuovo. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.